Questa è un'azienda che raccoglie sostanzialmente vecchie batterie a litio, quindi batterie di cellulari, di orologi, e le separa, toglie il litio, che è la materia prima, e poi sostanzialmente fa buttare il resto. E purtroppo insomma è successo quello che non doveva succedere e si è preso fuoco tutta l'azienda. Non ci sono però né feriti né intossicati, giusto? No, fortunatamente diciamo che nella disgrazia almeno possiamo dire che non ci sono né feriti né intossicati, quindi almeno da questo punto di vista ci è andata bene. Quanti dipendenti conta l'azienda? Credo 4-5 dipendenti, una piccola azienda. Quindi è stata immediatamente evacuata, sono state evacuate anche le aziende limitrofe. Sì, qualche azienda limitrofa sì, e ovviamente l'azienda stessa insomma. Lei ha suggerito ai cittadini, visto che la colonna di fumo si vede anche a distanza, di tenere le finestre chiuse. Sì, assolutamente, la colonna di fumo si dirige verso sud, quindi verso Arzignano, Montecchio, non so oltre perché ovviamente non ho avuto il tempo di andarci, ma ho già avvisato i colleghi a scopo precauzionale. Adesso l'ARPA sta facendo i campionamenti dell'aria, quello di non uscire e di limitare ovviamente le uscite e di tenere chiuse porte e finestre. Ecco, quando si sapranno più o meno i risultati ARPA? Non lo so, penso tra qualche ora insomma sapremo qualcosa di più.